Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Alessandro Tandura, medaglia d'oro al valor militare. Medaglia d'oro al valor militare Luigino Tandura. Salvadoretti al dottor presidente della sezione dal 29 giugno 1957 al 20 febbraio 1982. Presidente Commendator Aldo Marinotti, della famiglia Marinotti Industriali. Presidente dal 30 giugno 1954 fino al 4 gennaio 1957, giorno della sua morte. Teodoro Carnielli è stato, assieme a Giovanni Anselmi, Giovanni della Giustina, Domenico De Polo, Giuseppe Faganello, Luigi Menegazzi e Tiziano Posocco, il maestro Posocco, fondatori della sezione nel 1931. Onori al presidente generale Carlo Giovannini.
militare Annibale Pagliarini. Presidente, un intenso momento oggi al cimitero di Ceneda, è una delle tappe di questo percorso che avete deciso di fare per onorare i vostri caduti. Sì, assolutamente. Abbiamo cominciato oggi la celebrazione del 90° anno di fondazione della nostra sezione, che ricorre giusto appunto lunedì 24 maggio, nata nel 1931, e abbiamo reso onori, stiamo rendendo onori alle 4 medaglie d'oro valor militare che onorano appunto il nostro vessillo e ai presidenti di sezione andati avanti. Quindi passiamo attraverso questo ricordo che è doveroso, attraverso la memoria, quindi un momento significativo, un monumento che ci permette di in questo momento particolare guardare anche con speranza a un futuro di pace, serenità e di salute. Ecco, diceva, iniziano i festeggiamenti per così dire del 90° della sezione, però voi avete proprio voluto cominciare dalla memoria di chi non c'è più. Certo, perché la memoria, oltre che ad essere un dovere, è anche motivo di seria riflessione, perché guardando proprio al passato e alle gesta gloriose di chi ci ha preceduto e di chi ha reso onore dando anche l'estremo sacrificio della propria vita alla patria, ci permette di continuare su quella strada da loro segnata.